Enrico Belletti, assessore all'agricoltura e alla promozione del territorio, una coltura di nicchia in territorio ferrarese, un po' atipica viste le caratteristiche e anche le peculiarità di questo territorio. Che cosa significa avere anche una produzione che sì è piccolina, che però dà un valore aggiunto, un contributo importante alle imprese che cercano anche di diversificare la produzione? Sicuramente, tra l'altro noi ci inseriamo anche nel territorio che è quello del Parco del Delta del Po, che è un territorio che viene per certi versi equiparato dal punto di vista naturalistico alla Camargue francese, e non a caso è una cultura che si sposa molto bene anche dal punto di vista dell'impatto visivo. E la Regione Emilia-Romagna sta cercando di sovvenzionare, contribuire e aiutare anche le produzioni di questo tipo, che possano avere anche proprio un aspetto di colorazione del territorio e di gradevolezza nell'organizzazione complessiva del territorio. Il piano istituzionale, quindi anche i progetti, i programmi della Regione, il piano di sviluppo rurale, insomma, su questo si potrebbe agire per cercare di sviluppare questa cultura? Sicuramente la Regione l'ha già previsto per certi versi, ci sono delle coltivazioni che sono incentivate proprio legate anche all'impatto visivo del territorio, e la lavanda è proprio una di queste. Miri, ma qua ci fai vedere come viene raccolta a mano per fare i massetti, ne vediamo alcuni già fatti che è preparato e va tagliata alla base della pianta? Esattamente, bisogna fare attenzione a non tagliarla troppo vicino alla parte legnosa, perché se il taglio viene fatto troppo vicino alla parte legnosa poi si va a compromettere la crescita di quest'altro. C'è da dire anche che comunque c'è una seconda fioritura autunnale che non è così piena come quella di giugno, che è la prima fioritura, e di solito la seconda fioritura c'è un 70-80% di verde e un 20-30% di fiori, quindi di viola. Anche lì viene fatta la raccolta a mano, sempre per i massi a scopo ornamentale o per confezionare appunto i sacchetti profumazione biancheria. Allora Miriam, qua ci sono i prodotti che vengono ottenuti con la tua lavanda e mi balza subito all'occhio questa tanica che è molto grande, dove c'è l'acqua di lavanda. Come si ottiene? Viene utilizzato nel processo di distillazione l'acqua, appunto. Quest'acqua viene riscaldata a 180 gradi e in corrente di vapore viene a contatto con la palla poi di lavanda che è stata raccolta nel campo. E nel processo di distillazione all'interno del circuito ci sono appunto vari tubi, quindi da un tubo fuoriesce l'acqua di lavanda che noi mettiamo appunto in taniche, e queste qui all'interno delle taniche noi la vendiamo come ammorbidente ecologico o per stirare, perché facilita la piega dei tessuti e li rende profumati in modo naturale, oppure come lavapavimenti, perché l'angustifoglia ha anche proprietà igienizzanti, quindi si può usare per questi tre tipi di usi diversi. E l'olio essenziale si estrae anche appunto dal gambo, non solo dal fiore, e quindi l'olio E qua ci sono tutti i prodotti. Questo ad esempio che cos'è? È l'olio essenziale di lavanda. Tutti i nostri prodotti non sono adulterati da sostanze sintetiche o chimiche, perché appunto noi volevamo un prodotto che fosse naturale. E l'olio essenziale abbiamo fatto i due formati, naturalmente il flaconcino da 30 ml oppure il flaconcino da 10 ml, che è appunto questo qui. Belli Rosetta è il nome dell'azienda perché è la tua mamma. Sì. Questo invece che cos'è? È l'acqua di lavanda che abbiamo deciso di mettere in flaconi da 300 ml e da 100 ml in spray. Noi abbiamo aggiunto qualche goccia di olio essenziale per aumentare le proprietà terapeutiche. Poi c'è il sapone. Il sapone abbiamo detto prima che insomma viene anche questo prodotto da un'azienda specializzata con il vostro prodotto,
E questo invece, questo sacchettino? Sono le scaglie che rimangono appunto all'interno del recipiente e una volta che sono indurite vengono staccate e si possono usare come profumazione biancheria appunto nei sacchetti di organza, perché è un tessuto molto traspirante, e una volta esaurita la fragranza si può usare come detersivo ecologico da mettere appunto dentro al cestello della lavatrice. Profumo molto intenso, molto buono. E anche questi sono flacconi di? Sempre 1 litro di acqua di lavanda da usare come ammorbidente per lavare i pavimenti oppure per stirare. Abbiamo fatto vari formati. Bene, abbiamo visto quante cose si possono fare con la lavanda. Ringrazio Miriam che ci ha fatto vedere insomma tutto il processo di lavorazione, tutta una filiera che importante, però ha qualche criticità, insomma, però col tempo si può sicuramente cercare di arrivare ad una situazione più ottimale, soprattutto per quel che riguarda la lavorazione che dalle nostre parti è un po' più difficoltosa.